Beh, intanto allora grazie a tutte e a tutti, insomma mi fa piacere poi essere qui a parlare di questo personaggio che è molto molto sorprendente. Non so se avete seguito anche le altre lezioni, le altre iniziative, ma Casanova è un personaggio poliedrico che ha insomma, aspetti che a noi sono poco noti, che non vengono presi in considerazione, no? Perché gli era stata appiccicata addosso questa etichetta di seduttore e sostanzialmente di pornografo poi nell'Ottocento per vendere i suoi libri, appunto, visto che parliamo di libri, e quindi poi alla fine il personaggio è stato ridotto a quello, invece è un figlio del suo tempo, è un personaggio sfaccettato e l'aspetto di cui tratteremo questa sera, cioè il suo rapporto con i libri, con la letteratura e insomma, con la cultura del suo tempo è particolarmente interessante, anche perché io credo, vabbè, non c'è la controprova, è una mia ipotesi, ma probabilmente se si fosse chiesto a Giacomo Casanova di definirsi, molto probabilmente si sarebbe definito uno scrittore, o un filosofo, come si diceva ai tempi, cioè uno studioso. Ha avuto un rapporto molto stretto con i libri per tutta la sua vita, sia come lettore sia come scrittore. Oggi si dice che ci sono molte più persone che scrivono libri rispetto a quelli che invece leggono, no? E Casanova era un po' così, perché ha pubblicato, allora io nel mio libro ho riportato 43 opere in vita, Antonio Trampus ha riportato 45, quindi probabilmente ha ragione Antonio Trampus, però voglio dire che fossero 43 o fossero 45 cambia poco, ecco, se pensate è un numero molto, molto elevato. E sarebbe elevato anche oggi ed è insomma indubitabilmente elevato nel Settecento. Tra queste opere, non c'è, poi ne parleremo, non c'è Storia della mia vita che è uscita postuma, alcune opere sono semplicemente dei pamphlet, degli opuscoli, delle cose molto brevi, però insomma ci sono vari libri, alcuni anche molto lunghi, pochi hanno avuto successo, uno in particolar modo lo ha rovinato finanziariamente perché si è impegnato nella stampa di questo libro che poi non ha venduto e è rimasto povero. Ecco, questa cosa anche di impoverirsi per i libri, per uno che scrive libri come me è un po' inquietante, insomma. Per fortuna ho un editore io. E quindi appunto è un aspetto che sostanzialmente lo segue per tutta la sua vita. Anche letteralmente, perché Casanova viaggiava con i libri, viaggiava sempre con delle casse di libri che poi abbandonava, lasciava, no? Nei vari posti dove viveva, perché poi spesso doveva scappare anche, perché era inseguito dai debiti e quindi tagliava la corda e lasciava lì i libri e quindi se ne andava. Prego? Ma no, perché adesso non dovremmo parlare di questo aspetto, ma se fa comunque lo parliamo, lo diciamo, ma in realtà il Settecento era il secolo dei libertini, ma tutti erano libertini, non era libertino solo Casanova, ovviamente. E c'è una definizione, un racconto molto bello di Byron quando viene a Venezia. Byron viene a Venezia nel 1816 e evidentemente c'erano ancora i cascami del libertinismo del secolo precedente e Byron, che non era veneziano, per cui poteva permettersi delle libertà che magari i locali forse anche preferivano glissare, no? Spiega che tutte le veneziane avevano svariati amanti, che nessuna ne aveva meno di 5 e che sopra i 20 non si contano più. Naturalmente gli amanti chi erano? I mariti delle altre, per cui è chiaro che tutti sapevano tutto di tutte, no? Tanto più che esistevano anche non so, un rito, voglio dire, delle cortesie, no? E quindi era d'uopo che una signora, prima di acquisire un nuovo amante, chiedesse il permesso all'amante precedente o al marito.
E quindi ovviamente lo sapevano, non avevano nessun motivo di inseguire nessuno. Diciamo che era insomma un'atmosfera molto allegra. Ecco. E dicevo per esempio, visto che stiamo parlando di Venezia, che appunto è Diamanti che lascia alcune casse, io faccio un po' di salti temporali così tanto per inquadrare, no? Quando va via per l'ultima volta da Venezia nel 1782, poi non ci tornerà mai più, lascia delle casse di libri a casa della sua fidanzata del tempo, che era Francesca Buschini, che stava in Barbaria delle Toe, e poi si scrivono anche, lei gli scrive, no, di questi libri, e lascia i libri a casa della Buschini e poi finirà per fare il bibliotecario nel castello di Waldstein, no? Perché lui muore in Boemia nel castello di Waldstein in qualità di bibliotecario, cioè nel castello del conte di Waldstein, quindi in qualità di bibliotecario del conte, e questo castello si trova, c'è ancora, in Boemia, in una cittadina che al tempo si chiamava Dux, oggi si chiama Duchov, sta in Repubblica Ceca, e dove ha passato gli ultimi 13 anni della sua vita. Casanova è nato nel 1725, quindi 2 aprile, quindi quest'anno appunto si sono celebrati i 300 anni della nascita, muore nel 1798. Dicevo che ha anche contatti, muore come bibliotecario, si forma, diventa Casanova in una biblioteca, perché diciamo l'inizio della sua vita da avventuriero, da libertino, da truffatore, dalle 100.000 cose che poi è stato, dopo essere stato un prete mancato e un militare mancato, avviene a Ca Bragadin, Campo Santa Marina, c'è ancora quell'edificio gotico sul fondo del campo, sotto c'è una banca. Salva la vita al padrone di casa, il quale praticamente, tra virgolette, lo adotta, cioè lo fa vivere nella propria abitazione, dove c'era una fornitissima biblioteca di testi cabalistici, di testi magici, e quindi Casanova si forma su questa biblioteca, impara i rudimenti della sua professione di truffatore, nel senso che faceva il mago, ma era assolutamente conscio che fossero tutte panzane, no? Che fossero modi per truffare le persone, e lo sapeva, lo diceva, e comunque poi diceva anche che se non l'avesse fatto lui l'avrebbe fatto qualcun altro. Pensate alla modernità di questo personaggio, no? E quindi si giustificava in questo modo, e preferiva prendersi lui i soldi anziché finissero in tasca di qualcun altro. E incontrerà un'altra biblioteca poi di tema esoterico a Parigi, quando si circuirà la marchesa d'Urfé, che era una delle nobildonne più ricche e più in vista della Francia, e che era un'appassionata di alchimia, aveva un laboratorio alchemico nella sua residenza, dove c'era un fuoco che ardeva ininterrottamente da 15 anni, insomma una serie di ammennicoli vari. Aveva anche una ricchissima biblioteca alchemica, sulla quale poi Casanova si è istruito, dopo avere da ragazzo, insomma da giovane, imparato nella biblioteca di Bragadin l'esoterismo e la cabala, poi impara anche l'alchimia a casa della marchesa d'Urfé. Frequenta per esempio un'altra biblioteca che al tempo era molto famosa, la biblioteca che esiste ancora a Wolfenbüttel in Germania, la biblioteca si chiama del Duca Augusto, Herzog August Bibliothek, che era stata fondata nel Cinquecento dai duchi di Brunswick, appunto è una delle biblioteche più importanti della Germania,
e nel 1764 Casanova passa un po' di tempo all'interno di questa biblioteca e dove comincia poi la traduzione dell'Iliade in veneziano. Tra le varie cose, tra le varie attività libresche che ha svolto Casanova c'era stata quella di ritradurre l'Iliade in italiano, però in realtà non conosceva il greco, per cui era un traduttore dei traduttori, no? Poi era il tempo di Monti, quindi e la traduce poi anche in veneziano, e quindi durante il soggiorno in questa biblioteca si utilizza questo tempo per tradurre l'Iliade. Uno dei suoi libri, poi ne parleremo, ma insomma è uno dei libri di storia, ha scritto parecchi libri di storia, insomma il più importante è l'Storia delle turbolenze della Polonia, c'è una storia della Polonia, e il curatore dell'edizione italiana nel 1974 scrive alcune righe che insomma mi sembra significativo proporvi. E scrive, Giovanni Bozzolato si chiamava, scrive: Casanova era a buon titolo convinto che la sua fama di letterato fosse consolidata in tutta Europa e poteva suffragare questa convinzione con 43 posizioni bibliografiche, ecco perché ho scritto 43, che abbracciavano tutto l'arco delle umane lettere, alcune commedie, vari saggi di critica teatrale e letteraria, numerose traduzioni, saggi, satire, scritti polemici, il voluminoso romanzo utopico filosofico Icosameron, i lavori storici ormai rarissimi e i sorprendenti saggi geometrico-matematici. Ecco, anche su questo è un aspetto sul quale secondo me vale la pena soffermarsi un momento, perché anche questo è una caratteristica di Casanova assolutamente poco conosciuta, perché Casanova aveva una profonda conoscenza matematica, aveva conoscenze scientifiche varie, ma nelle sue carte oggi sono conservate nell'Archivio Nazionale di Praga, le carte che aveva alla morte lasciato nel castello di Dux, sono circa 10.000, ma insomma non si sa esattamente quante siano. Ci sono comunque 2 buste archivistiche piene di appunti matematici. E tra l'altro avevo mandato alcuni appunti di Casanova perché insomma mi interessava capire, siccome io sono come quasi tutti, non tutti, ma insomma molti di quelli che hanno fatto il liceo classico, capisco un tubo, e quindi ho mandato questi appunti matematici al professor Massimo Marchiori a Padova, che è docente di matematica, ma insomma non è un matematico qualsiasi, perché è quello che ha elaborato l'algoritmo di Google, cioè non è proprio un matematico banale, e mi ha detto sì che effettivamente Casanova aveva delle conoscenze matematiche molto approfondite. Dopodiché, come spesso succedeva nella sua vita, le indirizzava male, perché si era incaponito a risolvere il problema della quadratura del cerchio. Adesso non chiedetemi, fate finta di sapere cosa sia. Ecco, comunque è un problema che non è risolvibile per via geometrica e quindi è irrisolvibile, però lui era convinto di averlo risolto. E era pieno di sé, ovviamente. E quindi ha mandato un lavoro poi a un'accademia berlinese dicendo: guardate che bravo che sono stato, che ho risolto finalmente il problema della quadratura del cerchio, e questi dicono ma anche no, perché poi insomma in effetti non è andato così. Però questo dire che insomma una parte del suo lavoro è poi stata anche indirizzata verso la matematica. Adesso vi leggo un altro passaggio sempre di Bozzolato. La singolare sorte del veneziano trova la sua spiegazione sia nel fatto che le opere pubblicate da Casanova, spesso anonime o sotto pseudonimi, sono tutte di una rarità eccezionale, sia nel fatto che l'opera di Casanova appartiene all'ambito di quel velleitarismo riformistico e di quell'illuminismo conservatore i cui esponenti, sorpassati e schiacciati dall'ondata rivoluzionaria, formarono dapprima la base per il conservatorismo rivoluzionario napoleonico e poi
per la sua restaurazione conservatrice del mondo che usciva dal congresso di Vienna. Ecco, e qui allora ci stanno un paio di considerazioni su Casanova un po' in generale. Per tutta la sua vita Casanova ha lottato per diventare famoso e senza riuscirci peraltro. È molto più famoso oggi di quanto non fosse famoso al suo tempo. Tanto che il Casanova più famoso non era Giacomo, ma era suo fratello Francesco, pittore di battaglie, che era un genere che andava molto in auge al tempo, no? Nelle corti, nelle dimore aristocratiche facevano dipingere queste battaglie per glorificare la famiglia. Tanto che quando lo presentano a Caterina di Russia gli dice: ah, ma lei è il fratello del pittore, e Casanova ci rimane malissimo, no? Perché questo ego ipertrofico, infatti risponde: sì, è un modesto imbrattatele, ecco. Non era nemmeno l'avventuriero più famoso del tempo, perché Cagliostro era più famoso di lui. Quando Cagliostro esce dalla Bastiglia a Parigi, ha centinaia di persone fuori che lo aspettano per riverirlo all'uscita dal carcere. E oggi noi conosciamo più Casanova di Cagliostro, ma al tempo era esattamente il contrario. E quindi tutta la sua vita è uno struggimento per cercare una celebrità che non riusciva ad acchiappare. E uno dei mezzi con cui pensava di riuscire a diventare celebre e conosciuto in tutta Europa era proprio la scrittura, erano i libri, e quindi continua a scrivere pensando che ciascuna di queste opere, soprattutto quelle maggiori, insomma, gli avrebbero dato gloria imperitura. Motivo per cui la maggioranza dei suoi libri sono scritti in francese, perché scriveva, compreso Storia della mia vita, scriveva in francese perché era la lingua ponte dell'epoca, e quindi sarebbe come oggi scrivere in inglese, no? Cioè, oggi se si scrive in italiano si è eletti dagli italiani e, se va bene, dai ticinesi. Ecco, se si scrive in inglese invece c'è diciamo un pubblico molto, molto più ampio, e quindi insomma Casanova scriveva in francese perché voleva diventare famoso. In realtà solo 2 libri avranno una certa circolazione, ma in realtà era conosciuto per il racconto orale della sua fuga dai piombi, no? Casanova viene arrestato nel luglio del 1755, fugge nella notte tra il 31 ottobre, no? O 31, scusate, ma 31 ottobre e 1 novembre 1756, e per anni racconta questa mirabolante storia della sua fuga dai piombi nelle riunioni, nelle case aristocratiche, intrattiene il pubblico. Diceva sempre che aveva bisogno di 2 ore, per cui se avesse avuto meno di 2 ore a disposizione per il racconto non avrebbe nemmeno cominciato a raccontare questa sua fuga. E poi finalmente nel 1788, poi ne parliamo meglio, insomma, pubblica questo libro, La storia della mia fuga dai piombi di Venezia, in francese, che ha un buon successo, ed è il libro, ha 4 edizioni, ed è il libro che ha maggior successo nella sua vita. Comunque, io adesso parlerò un po' di alcune delle opere che invece ha scritto. Adesso, insomma, ho fatto un po' un'introduzione riguardo al suo rapporto con i libri, no? E invece alcune opere che ha scritto Casanova, ovviamente non tutte 43, se no non è più finita, però insomma alcune che sono state in qualche modo significative. Ecco, quindi comincerei dalla confutazione della storia del governo veneto da Melot de Laussaillet, pubblicato nel 1769, datato a Amsterdam, ma in realtà stampato a Lugano,
ed era, diciamo, non lo so, era un po' un'opera utilitaristica, perché è il periodo in cui Casanova non può rientrare a Venezia, no? Fugge nel 1756, ve l'avevo detto, e cerca di farsi perdonare. Si rientrerà a Venezia nel 1774, quindi facciamo questo spoiler. Era aiutato da un patrizio suo amico Pietro Zaguri, che stava a Cazaguri in Campo San Maurizio, dove adesso sono quelle mostre lì, le mostre di mostri, ecco, c'era una scuola, no? Quelle Cazaguri, dove, tra parentesi, sempre poi per rimanere nell'ambito di questo tipo di rapporti letterari, conosce Lorenzo da Ponte, il librettista di Mozart, e Casanova e da Ponte diventeranno amici. E quindi questo patrizio gli dava dei consigli su come fare per ingraziarsi gli inquisitori di Stato e ottenere il perdono. Notate che Casanova non sapeva perché fosse stato condannato, faceva parte del rito degli inquisitori di Stato. Il reo, l'imputato, non aveva diritto di conoscere il capo di imputazione, non aveva diritto di conoscere la condanna, l'entità della condanna, non aveva diritto alla difesa. Era un tribunale speciale, gli inquisitori di Stato. Era un tribunale politico, come tutti i tribunali dell'epoca, non esisteva ancora la tripartizione dei poteri, che adesso poi non si sa che fine farà, ma insomma per il momento ce l'abbiamo. E quindi c'era stato un francese, questo Amelot de Laussaï, che aveva scritto un volumetto diffamatorio nei confronti del governo veneziano. Sapete che c'era il mito di Venezia, il contromito, quindi c'era tutta una letteratura che cercava di distruggere insomma, il mito di Venezia. Adesso sto continuando a usare queste parole, no? Ma questi concetti che ancora noi che abbiamo oggi, no? del buon governo, della concordia tra patrizi e popolo, eccetera, che erano tutte cose costruite in realtà, e che i veneziani alimentavano ovviamente, perché avevano tutto l'interesse ad alimentare il marketing di Stato, e quindi esistevano anche quelli che invece dicevano non è vero, e come questo francese, e quindi in epoca ben precedente all'epoca napoleonica, perché il mito nero nasce con gli spagnoli nel 600, e Casanova scrive una confutazione per ringraziarsi gli inquisitori di Stato, per far vedere che insomma Venezia è una città illuminata. Ho usato la parola sbagliata perché in realtà era una difesa di Venezia dai principi dell'illuminismo, nel senso che ovviamente i francesi accusavano il governo veneziano di essere contrario alle ragioni dell'illuminismo, e invece Casanova difende il dispotismo veneziano affermando che comunque ha una sua validità anche in contrapposizione con l'illuminismo. Poi se la prende con Voltaire, che aveva conosciuto 6 anni prima, nel 1760, l'aveva visitato nel castello di Ferney, dove Voltaire abitava. Anche qui è una cosa molto casanoviana, perché Voltaire era il grande patriarca dell'Europa dell'epoca, per cui si andava da Voltaire in pellegrinaggio sostanzialmente a rendergli omaggio, insomma, per dire di esserci stati, insomma, un po' come farsi il selfie sul ponte dell'Accademia, una roba del genere. E Casanova ha una discussione con Voltaire, affermando di aver prevalso, no? Ora pensatevi, questo aveva circa 30 anni, insomma, se poteva pensare di prevalere su questo patriarca, no? Era una millanteria, ovviamente. Tra l'altro poi in Storia della mia vita scrive che è stato una settimana invitato a pranzo tutti i giorni da Voltaire, invece è molto probabile che l'abbia sì visto, ma una volta sola. Ecco, quindi. Però insomma lo aveva veramente visto, e quindi racconta di questo
insomma, di questo suo contatto con l'illuminismo che evidentemente non si sposava con la difesa della Repubblica di Venezia. Queste opere però non hanno un grande rilievo, cioè non incidono poi nella storia della letteratura e o della storiografia, perché poi scriverà anche altre opere storiche. E comunque un libro invece che secondo me è molto interessante, che non ho assolutamente idea di come fosse stato accolto all'epoca, ma è molto interessante per noi nei nostri tempi, è questo qui, che si intitola L'ana caprina, epistola di un licantropo, non sappiamo perché l'abbia intitolato Epistola di un licantropo, che è stato pubblicato nel 1772 a Bologna. E questo è interessante perché Casanova aveva indubitabilmente delle conoscenze mediche. Noi non sappiamo perché le avesse. A Padova era iscritto a giurisprudenza. Lui afferma di essersi laureato in utroque iure, ma non c'è il suo verbale di laurea, per cui presumibilmente non si è mai laureato, anche se poi ha fatto il praticante in uno studio legale. Ha acquisito una serie di conoscenze mediche e noi non abbiamo idea come abbia fatto ad acquisirle. Si ipotizza, ma è una pura astrazione, che siccome negli anni in cui frequentava lo studio di Padova insegnava a Giambattista Morgagni a Padova, che è uno dei padri dell'anatomia, no? Della medicina moderna, e che avesse seguito le lezioni di Morgagni. Comunque, a parte questo, nel 1772 a Bologna 2 medici bolognesi pubblicano ognuno un'operina nella quale riprendono una vecchia tesi della medicina galenica e sostengono l'unione fisica, sottolineo fisica, tra l'utero e il cervello femminile. Cioè sostanzialmente le donne ragionano con l'utero, ed è il motivo per cui ancora oggi si dice che le donne sono uterine, no? E non è proprio un complimento. Casanova scrive questo libello per confutare questa tesi. Allora Casanova non aveva nessuna cognizione medica ufficialmente, certo conosceva bene le donne, infatti la scusa che dice per aver scritto questo libro è perché comunque era un esperto di donne, però utilizza degli argomenti che sono secondo me assolutamente interessanti. Infatti adesso vi volevo leggere un paio di passaggi perché secondo me, allora, uno di questi 2 medici scrive, questo è un medico che parla: ho chiamato, dice egli alle donne, il vostro utero pensatore non perché gli attribuisca già la facoltà di pensare, ma perché del vostro pensare egli è l'assoluto padrone. E se non è pensatore perché egli pensi, egli lo è perché fa pensarvi a suo modo. Cioè l'utero influenza il pensiero. Casanova sostiene che non è vero niente e scrive: troveremo che l'uomo e la donna pensano nel modo stesso e che ciò che l'infamatore dell'utero, cioè il medico, e ciò che l'infamatore dell'utero nomina diversità di dialettica, altro non è che una qualche differenza di inclinazione, di desideri, di passioni che non cambiano in verum conto il modo di pensare, onde tutta la sua dottrina dell'utero si ritrova con rossore della sua fisica ridotta a bruttissimo partito. E poi continua: l'educazione e la condizione della donna sono le 2 cagioni che la rendono differente da noi nel suo sistema, e l'educazione e la condizione nostra sono i 2 motivi che ci rendono differenti dalle donne nella nostra logica. Ecco, io vi inviterei a riflettere che Casanova nel 1772 parla di condizione della donna. Ora, condizione della donna fa parte del lessico femminista dei nostri giorni, no? Quindi
c'è anche una studiosa americana che ha definito Casanova un proto-femminista. Ecco, vabbè, gli americani spesso esagerano, però comunque ha un senso, cioè utilizza una locuzione che è del femminismo e da questo punto di vista secondo me è molto interessante appunto per la modernità del pensiero di Casanova, no? Casanova per molti aspetti è sorprendente, ed è sorprendente anche perché scrive delle cose che troveremmo oggi attuali. Quindi 2 anni dopo, 1774, scrive e pubblica in parte questa grande opera di storia, l'istoria delle turbolenze della Polonia, che stampa nel 1774 a Gorizia, ne stampa 3 volumi, il 4º volume poi è stato trovato manoscritto tra le sue carte che sono oggi nell'archivio di Praga, per cui poi l'edizione italiana, il libro è stato ritrovato nel 1967, quindi, e poi qualche anno dopo è stata pubblicata l'edizione italiana che comprende tutto questo, tutti e 4 i volumi. Casanova ha vissuto per un periodo a Varsavia, è stato in Polonia, ha amato moltissimo il paese, era diventato amico dell'ultimo re prima della partizione del re Augusto Poniatowski, tra l'altro un re che aveva un rapporto, parlava anche, sembra che, perché poi non abbiamo le certezze, ma sembra che parlasse veneziano il re, perché uno dei pittori di corte era Bernardo Bellotto, quindi che insomma Varsavia dopo la guerra è stata ricostruita grazie ai quadri di Bernardo Bellotto, quindi, e aveva una grande passione per Venezia. C'erano attori veneziani, attrici veneziane, quindi per una di queste attrici Casanova ha una discussione con il conte Branitzky, che era il vice ciambellano del re, e duella poi con questo conte. Tra l'altro, altro aspetto che anche questo può essere un po' sorprendente di Casanova, descrive moltissimi duelli che vince sempre, cioè perlomeno quelli di cui lui riporta li vince, e sempre alla spada, e quindi doveva essere un abile schermitore, perché sennò insomma avrebbe perso. Ma questo duello invece è alla pistola, perché sceglie l'arma il conte Branitzky, questo sceglie la pistola, si sparano e Casanova un colpo gli trapassa la mano destra, ma Branitzky viene colpito all'addome e quasi ci rimane. E quindi insomma è tutta una storia, poi insomma dopo deve scappare anche Casanova perché i seguaci del conte lo volevano uccidere, poi il re gli dà un salvacondotto dicendo che il duello è avvenuto in maniera assolutamente leale, per cui non c'era nessun motivo per prendersela con Casanova, però poi insomma trova più conveniente tagliare la corda. Tra l'altro, così, piccola annotazione laterale, che è un altro aspetto che a me ha colpito parecchio, da un grande banchetto, per salutare Varsavia, da un grande banchetto, no? Da par suo, e si fa arrivare le ostriche fresche da Venezia. E questo, voglio dire, io l'ho trovato molto interessante. Storia della mia vita è interessante proprio per questo, perché illumina degli aspetti assolutamente inediti dell'Europa settecentesca, no? E il fatto che ci si potessero far arrivare le ostriche da Venezia a Varsavia e vive in modo che potessero essere mangiate, beh, insomma, non credo che sia una cosa banale. Non so se qualcuno di voi lo sapesse, io non me lo aspettavo. Prego? Per Amazon sarà tipo Amazon. Beh, per i corrieri esistevano, Tra l'altro Venezia, la Serenissima, aveva un efficientissimo servizio di corrieri. Ma se lo fa lui,
significa che si faceva, perché insomma è impensabile che Casanova sia stato l'unico a farsi arrivare le ostriche da Venezia nel corso di tutto il Settecento. Evidentemente si poteva fare, no? E quindi le connessioni sono molto più intense di quello che ci si potrebbe aspettare, no? Noi pensiamo a un mondo dove si viaggiava in carrozza, a cavallo, quindi poco interconnesso per motivi di distanze, per motivi fisici, no? di mancanza di velocità. Evidentemente non era così, evidentemente ci si potevano fare arrivare le ostriche fresche. Dopodiché, e questo è un aspetto, dopodiché l'altro aspetto che trovo molto interessante è che le ostriche più pregiate erano quelle dell'Arsenale. Ora, all'Arsenale lavoravano 1000-2000 persone, e quindi sicuramente queste ostriche non avranno avuto nessun inquinamento chimico, perché insomma sull'inquinamento biologico parliamone, ecco, come dovessero essere. Comunque insomma. E sì, ha questo rapporto molto intenso con la Polonia, per cui scrive quest'opera di storia che anche questa non ha fortuna, perché quando esce era finita la guerra russo-turca, per cui insomma l'interesse per le vicende della partizione della Polonia poi scemano, no? Non faceva più parte del dibattito, si direbbe ora, e per cui passa abbastanza inosservata, alla fine passa inosservata anche in Polonia. E ci sono alcune considerazioni all'interno, ne ho estratta una perché secondo me è abbastanza interessante, nel senso che Casanova cerca di vivere all'interno della società aristocratica, anzi si sentiva parte dell'aristocrazia che invece lo rifiutava, perché molto probabilmente era figlio naturale di Michele Grimani, cioè di un patrizio veneziano, si sentiva intimamente nobile, patrizio, facente parte di questa classe sociale, che però non lo riconosceva perché era un figlio naturale. Infatti poi arriveremo anche all'espulsione da Venezia che viene causata da questo, no? E quindi vive in questa società, e però fa delle considerazioni sul lusso che anche queste, devo dire, sono abbastanza sorprendenti. Il lusso nasce dalla troppo grande disparità delle ricchezze, che tende così ad accrescersi piuttosto che diminuire, cioè la ricchezza si concentra. Ora, è quello che sta succedendo in questo periodo, no? Che stiamo assistendo al fatto che la ricchezza si concentra sempre di più nelle mani di poche persone, che diventano sempre più ricche. Il lusso è abuso delle ricchezze e consiste in spese superflue e sproporzionate allo stato e alla facoltà di quello che le fa. Il lusso è un male epidermico che, introdotto in una nazione da un solo, impesta col tempo tutto il paese e trae origine dalla troppo grande ineguaglianza dei beni di fortuna. Egli è perciò più naturale alle monarchie che alla Repubblica. Questo ovviamente è una sviolinata a Venezia, però anche qui ha un concetto del lusso che, insomma, se non è socialista, comunque ci va molto vicino. Non può essere socialista, che il socialismo non esisteva, ma utilizzando un termine anacronistico, cosa che chi fa storia non dovrebbe mai fare, ma io mi prendo delle licenze. No, queste considerazioni sono veramente sorprendenti. Poi torna a Venezia nel 74, quindi tra il 75 e il 78 stampa a Venezia l'Iliade di Omero tradotta in veneziano, che però anche questa gli dà scarsa gloria, mentre poi nel 1780, sempre a Venezia, pubblica il Duello, cioè la storia del suo duello con il conte Branitzky, che invece ha un certo, diciamo, dopo la storia della mia fuga dai piombi di Venezia, è il libro che ha maggior successo di Casanova, quindi gli dà una certa gloria, chiamiamola
così. La cosa sorprendente è che ne sono rimaste solo 2 copie oggi. Cioè, una è alla Querini e l'altra non so dove sia, ma non ce ne sono più. Nel frattempo fa anche il giornalista, sempre nel 1780, impresario teatrale e giornalista. Nel senso, fa l'editore proprio, perché si mette in testa di fare a Venezia quello che faceva la Comédie Italienne a Parigi, no? A Parigi c'era quest'opera, questo teatro italiano, e quindi lui dice: ma perché non facciamo un teatro francese a Venezia? Quindi ingaggia una compagnia francese e vengono date delle rappresentazioni in francese, e come idea di marketing, che era anche in teoria una buona idea, comunque comincia a stampare, a pubblicare, a scrivere, perché lo scriveva quasi tutto lui, e a stampare dall'ottobre del 1780, quando comincia questa stagione teatrale, le Messageries d'Italie, che era un periodico in francese che doveva supportare la rappresentazione di questi spettacoli. Ed è un fallimento clamoroso, perché poi non pagava la compagnia, il teatro rimaneva vuoto, le persone non andavano, in realtà la conoscenza del francese non era così diffusa, molti facevano finta di sapere il francese, per cui andavano a teatro per far vedere che c'erano, poi non capivano niente. Tanto che questo non succede a Venezia, succede a Ferrara, ma a un certo punto cambiano c'era stato un disguido, cambiano la commedia e il pubblico non se ne accorge, per cui lodava la commedia che non era stata data, no? Perché non si erano resi conto che era stato rappresentato un lavoro diverso, ecco. E quindi questa impresa fallisce, e le Messageries d'Italie chiude dopo 10 numeri il 30 dicembre del 1780, e è stato trovato un manoscritto nelle sue carte, l'11° numero, ma insomma poi la sua esperienza da editore e giornalista, impresario teatrale, si chiude miseramente anche questo. Scrive un libro di storia nel 1782 di aneddoti veneziani, militari ed amorosi del secolo XIV, cioè quindi insomma si mette a fare il medievista, scrive aneddoti sulla storia veneziana del Medioevo, e poi nel 1784 pubblica in francese le lettere storico-critiche su una vicenda che a me diverte tantissimo, che è sorprendente, dove parla dei 2 fratelli Zanovic, Primislav e Stjepan Zanovic, che erano 2 suoi colleghi avventurieri che conoscevano, insomma si erano anche frequentati, e questi 2 fratelli riescono a far scoppiare una guerra tra l'Olanda e Venezia. Cioè, gli avventurieri ne combinavano talmente tante che questi 2 architettano una truffa, coinvolgendo i mercanti olandesi, e intervengono le Province Unite a sostegno dei propri mercanti, chiedendo al governo veneziano di rifondere i danni di questa truffa che era stata perpetrata a spese dei mercanti olandesi. Il governo veneziano dice: ma noi non c'entriamo, insomma questi sono privati, sì, li hanno banditi, revocato la cittadinanza, però insomma hanno detto cosa c'entriamo noi, e quindi in tutta risposta l'Olanda dichiara guerra a Venezia. Poi la guerra non si è mai combattuta, per fortuna, però insomma c'è stato un momento di tensione. Poi per il mio libro che uscirà a ottobre, il 1785-86 sono gli anni delle imprese di Angelo Emo a Tunisi, e gli olandesi mandavano cannoni ai tunisini per difendersi dai veneziani, per cui comunque insomma
qualche connessione, no? C'è stata in ogni caso con questa vicenda. E Casanova, che si trovava, vi dicevo che nel 1782 va via da Venezia, si trovava a Vienna, e uno dei rari periodi della sua vita in cui lavorava molto, tra virgolette, faceva il segretario dell'ambasciatore veneziano presso la corte austriaca, e viene usato come diplomatico informale, cioè siccome non potevano esporsi, ma succede anche oggi, che sono personaggi non ufficiali, che per evitare che chi detiene le cariche si esponga, vengono incaricati di svolgere delle trattative. Per cui Casanova era stato incaricato di sondare gli Asburgo se fossero stati disposti a mediare tra la Serenissima e le Province Unite. Poi in effetti, non so se sia merito di Casanova, ne dubiterei, comunque in effetti poi gli austriaci mediano e questa vicenda, come vi dicevo, poi si conclude, questa guerra non viene mai combattuta, però hanno avuto, gli austriaci, insomma gli Asburgo, hanno avuto un ruolo nel mediare tra Venezia e l'Olanda, e Casanova ha avuto un ruolo nel coinvolgere gli Asburgo. Torniamo indietro di un paio d'anni invece, e siamo nel 1782, e a Venezia pubblica questo libello, che è ciò che fa sì che poi venga espulso, che si intitola Né amori né donne, la stalla ripulita, ed è un racconto in versi di una vicenda in cui i nomi sono tutti, insomma, non sono i nomi autentici, no? Sono inventati. Per esempio Casanova si autoproclama Econeone, però poi in realtà questi personaggi sono stati riconosciuti perfettamente, tanto che esiste una copia annotata, no? E ogni personaggio c'è scritto poi chi era davvero. E in questo libello racconta di essere figlio di Michele Grimani, e che quindi di essere lui il vero Grimani, perché il sangue Grimani ce l'ha lui, e invece l'erede dei Grimani, cioè quindi quello che faceva parte del Maggior Consiglio, che aveva tutte le carte, e letteralmente le carte, perché bisognava essere riconosciuti, no? Dagli avogadori comuni, bisognava essere riconosciuti patrizi, in realtà non era figlio di suo padre, perché la mamma, vedi quello che ho detto all'inizio, la mamma lo aveva avuto con un altro uomo, e quindi non era un Grimani. Ora, questa cosa, che è una storia di corna sostanzialmente, e quindi di per sé sarebbe passata inosservata, ma c'è ben altro, perché metteva in discussione le basi della sovranità di Venezia, perché la sovranità di Venezia risiedeva nelle famiglie patrizie. Essendo una repubblica, erano le famiglie le depositarie del potere e della sovranità. Mettere in discussione questo sistema significava minare le basi della repubblica. E in questa cosa, per questo aspetto, questo pamphlet poi era gravissimo, non certo perché raccontava di corna, ma perché diceva che il sistema in qualche modo non funzionava, che quel Grimani lì non era un Grimani, e che il Grimani vero, cioè Casanova, non sedeva nel Maggior Consiglio. Per cui gli consigliano di tagliare la corda, e se ne va, e pensando poi di tornare, invece poi non sarebbe mai più tornato. Appunto nel 1782 lascia per l'ultima volta Venezia, va a Parigi, poi va a Vienna, e dopo si trasferirà a Dux, dove appunto rimarrà per gli ultimi 13 anni della sua vita. A Dux, dove Porello non aveva niente da fare, e dove litigava con la servitù del conte che lo angariava, quindi scrive moltissimo, e pubblica nel 1788, datato Praga, ma in realtà lo stampa a Lipsia,
L'Icosameron è questa opera di cui dicevo prima, è un romanzo di fantascienza, è l'opera che lo rovina, perché Casanova era convinto che sarebbe stato il libro che gli avrebbe dato gloria e fama in peritura. Invece dicono, io non l'ho letto, sono qualche migliaio di pagine, è un romanzo di fantascienza, filosofico fantascientifico, noiosissimo, che è stato un flop totale, e siccome era stato lui a investire nella pubblicazione di quest'opera, perde tutto quello che aveva e diventa povero e quindi vive poi nel castello del conte di Walstein in stato di semi-indigenza, insomma. Per esempio non ha più il cuoco personale, deve andare a mangiare con la servitù alle cucine del conte, e viene ulteriormente maltrattato, insomma, tutte queste cose qui. Vi leggo brevemente di cosa si tratta. È la storia dei due fratelli inglesi, Edoardo ed Elisabetta, che a seguito di un naufragio nell'Inghilterra alla soglia della Riforma si ritrovano in un luogo imprecisato sotto la superficie terrestre. Qui insomma ci sono anche vari elementi, insomma, tornano i viaggi di Gulliver per esempio. Qui incontrano un singolare popolo di piccoli uomini organizzati in una sorta di società utopica e davvero ben regolata, quasi atlantico e platonico, i megamicri, questa è la parola che usa Casanova. Lì in una sorta di perenne giovinezza vivranno oltre 80 anni prima di ritornare sulla superficie e incontrare i genitori ultracentenari e raccontare loro in 20 giornate, il doppio del Decameron, le loro straordinarie avventure. Quindi è un testo utopico fantascientifico che tiene appunto conto della letteratura precedente, ma che non influenzerà la letteratura successiva, perché nonostante ci siano appunto gli elementi, per esempio gli elementi del viaggio al centro della Terra di Verne, no? In realtà l'insuccesso di questo romanzo è tale che nessuno lo legge. E quindi mentre effettivamente è uno dei primi romanzi di fantascienza della storia della letteratura europea, e quindi insomma ha una sua importanza, però poi non incide nella storia della letteratura europea perché non lo legge nessuno. Ecco. E adesso brevemente arriviamo invece alla storia della mia vita. Questo meriterebbe una trattazione. Meriterebbe una trattazione a parte, storia della mia vita, che è una storia, la storia del manoscritto è una storia molto molto affascinante. Comunque ve la faccio breve. Per chiudere, comincia a scrivere la storia della mia vita nel 1790 su suggerimento di un medico, perché siccome era depresso in questo castello, questo medico gli dice cerca di rievocare i momenti più felici della tua vita, e quindi si scrive questa autobiografia, va avanti per anni. Quando muore nel 1798 il nipote Carlo Angiolini porta con sé il manoscritto a Dresda. La mamma di Casanova era andata a Dresda, era morta a Dresda, c'era portata dietro la figlia, un figlio, per cui aveva questa parentela che viveva a Dresda. Dresda non è lontanissima da Dux, perché Dux sta nella regione dei Sudeti, no? Quindi è nella Boemia che confina con la Germania meridionale, insomma, con la Sassonia per essere precisi. E cerca di vendere il manoscritto, non lo vende, poi insomma anni dopo lo venderà a questo editore Brockhaus, un editore di Lipsia, allora di Lipsia, che lo sostanzialmente pubblica nel 1822 una prima edizione di Storia della mia vita, ma poi questo manoscritto viene chiuso in cassaforte e verrà tirato fuori soltanto nel 1960. Quindi la prima edizione di Storia della mia vita, che esce con il titolo Memorie, è del 1822 ed esce in tedesco, che anche questo è un paradosso perché Casanova odiava il tedesco, non aveva mai voluto impararlo, però siccome l'editore era tedesco fa tradurre il manoscritto francese in tedesco. Dopodiché esce un'edizione clandestina ritradotta in francese dalla traduzione tedesca,
Dopodiché Brockhaus dice, ma no, ma insomma noi abbiamo, abbiamo l'originale, per cui fa curare una nuova edizione, cioè la prima edizione in francese ufficiale, che poi durerà praticamente fino all'inizio degli anni 60 del Novecento, da un professore, un insegnante di francese a Dresda che si chiamava Lafarge, quindi era l'edizione Lafarge, la revisione Lafarge, che ci mette moltissimo le mani, perché siamo nell'Ottocento, 827 mi pare se non sbaglio, comunque insomma siamo in quegli anni lì, quindi rispetto al Settecento è cambiato tutto, non c'è più il libertinismo, c'è il moralismo, quindi queste cose che descrive Casanova facevano ribrezzo, no? E quindi vengono tagliate le parti più scabrose. Però poi, come vi dicevo prima, anche sollecitando, no? Così la parte più prude del lettorato, per cui tagliano le cose più scabrose e mi dicono: ma guarda che qui è torbida la cosa, no? Aggiungono parti, cambia, e poi anche mette delle cose che hanno a che fare con l'Ottocento, con il fatto che Lafarge era era figlio della rivoluzione, per cui era anticlericale, mentre Casanova era un uomo dell'antico regime, no? Muore, si dice che al momento della sua morte abbia detto: ho vissuto da filosofo e muoio da cristiano. Per cui a un certo punto, per esempio, si inventa che così c'è scritto ed è stato arrestato dai gesuiti, ma non è vero, Casanova non è mai stato arrestato dai gesuiti, semplicemente l'ha aggiunto questo curatore per dare un tono di anticlericalismo a quest'opera. Comunque, insomma, l'opera ha avuto un discreto successo, poi Casanova da morto diventa noto, nella seconda metà dell'Ottocento cominciano a nascere i casanovisti, cioè questa categoria di persone, di appassionati di Casanova che dura fino ai nostri giorni, ai quali dobbiamo tantissimo, che sono quelli che hanno identificato le persone, i protagonisti di Storia della mia vita, che non sono mai nominati, no? Sono sempre protetti, soprattutto le donne, vengono usati pseudonimi oppure iniziali, no? E quindi questi casanovisti hanno individuato i personaggi, le protagoniste, i luoghi, e non tutto ma quasi tutto, hanno verificato la veridicità del racconto, e quindi possiamo affermare che Storia della mia vita è sostanzialmente veritiero, poi è esagerato, poi ci sono particolari che non sono andati così, poi Casanova, siccome scrive a distanza di tanti anni, si ricorda male, per cui certi anni li sbaglia, però non racconta balle sostanzialmente, ecco. Ma la cosa più sorprendente è, come vi dicevo, che questo manoscritto rimane chiuso in cassaforte, si salva nella seconda guerra mondiale dalle distruzioni di Lipsia della Germania, viene portato poi a Francoforte, dove si trasferisce la casa editrice Brockhaus. Lipsia diventa DDR, per cui sarebbe stato nazionalizzato, no? Poi questo manoscritto, e soltanto nel 1960 viene tirato fuori dalla cassaforte, e nel 1960 si accorgono che aveva un titolo e si intitolava Storia della mia vita, perché fino a quel momento l'autobiografia di Casanova esce con il titolo Memorie di Giacomo Casanova, e quindi cominciano a uscire delle edizioni filologiche, quindi basate sul vero manoscritto, che nel 2010 viene venduto dagli ultimi eredi Brockhaus alla Biblioteca Nazionale di Francia per una somma che ufficialmente non si conosce, ma si aggira attorno ai 7 milioni e mezzo di franchi, e di euro, perché c'era già nel 2010 c'era l'euro. Sì, c'era l'euro, quindi 7 milioni e mezzo di euro, e poi è stato, adesso si trova lì, è stato digitalizzato, quindi se andate su gallica.fr trovate la riproduzione digitale
del manoscritto di Giacomo Casanova, e quindi finalmente dal 2010, quindi pensate quanti anni sono passati, abbiamo a disposizione lo scritto originale di Giacomo Casanova, e quindi possiamo considerato uno dei caposaldi della letteratura francese, per questo poi è finito in Francia, e quindi possiamo gingillarci con quest'opera che insomma io spero di avervi fatto capire che è molto interessante, non solo e non tanto perché parla di sesso. Ecco, grazie.